convincermi, se io dicessi volete scoprire cos'è l'innamoramento? Cos'è l'innamoramento? Vi passo 2 o 3 libri scritti da uno psicologo bravo. Attraverso questi 2 libri scoprireste veramente cosa vuol dire essere innamorati. Chi lo scoprirebbe? Chi si innamora? Magari io non mi innamoro, ma vedendone uno innamorato, cosa succede? Capisco cosa vuol dire. Volete che qualche libro sulla speranza? Ce ne sono in giro dei libri sulla speranza. Vabbè, studio, leggo, ma per capire la speranza cosa deve succedere? Che incontri qualcuno, e anticipo già l'esperienza dei quadratini, che nella sua faccia, nei suoi occhi, nel suo modo di vivere esplode di bellezza. Io così capisco. Bene, pensate un po' che roba, che Dio, per spiegarmi tutto questo, non me l'ha spiegato. Cosa ha fatto? Dio si è fatto un uomo, si è fatto uno in mezzo a noi. Ma pensate che roba, pensate 2000 anni fa, perché sennò è una sinagoga, ma facciamo che finta che questa è una sinagoga, ok? A un certo punto in questa sinagoga tutti che discutono, leggono la Bibbia, parlano, spiegano, arriva Gesù. Ma come facevano a rendersi conto che quello lì era un'altra cosa? Perché aveva un modo di vivere, ok? Di gustare le cose, di parlare, di guardarti, di abbracciarti, di mangiare, di dormire. Tutto quello che faceva era in un modo così vero, così bello, che era esattamente quello che tu desideravi per la tua vita e ce l'avevi davanti. Ecco, a me sembra, se io posso dire oggi una cosa ripensando alla mia vita, che poi mi ha portato a Roma, in un quartiere periferico di Roma, poi mi ha portato un po' di anni a diventare parroco giovane a Bergamo, poi sono andato 10 anni in Kazakistan, quando non c'era proprio assolutamente niente, rientro dal Kazakistan, faccio il rettore del Sacro Cuore, un istituto, come si dice, paritario di Milano, tra virgolette simpatico, no? Bocciato il quarto ginnasio, espulso l'anno dopo, no, avevo i numeri, rettore, dai, è stupendo, perché su questo lo dico come battuta, perché se Dio vuole una cosa e non trova il tuo cuore chiuso, si capisce, sbarrato, incredulo, Dio porta a termine quello che ha iniziato. Io questo, se ripenso proprio a tutta la mia vita, direi che questo è il cuore di tutto. Lo dicevo che ieri sera, io nella mia vita non ho mai fatto niente di quello che mi piaceva. Avessi dovuto scegliere qualcosa, avrei scelto questo. Da prete, sono sempre andato dove mi ha mandato il vescovo o dove la realtà mi chiamava, ma mai qualcosa che avrei proprio voluto fare io. Però vi assicuro che roba stupenda, seguire, aderire, abbracciare quello che la realtà ti mette davanti, anche se immediatamente non lo senti immediatamente corrispondente. Abbracciarlo, amarlo, diventa stupendo. Io oggi posso dire, non butto via un istante dei miei 42 anni di prete, ma sono già tanti, perché ogni giorno è stato l'esperienza di che cosa? Della mia capacità? No. Dei miei limiti? No. Ci sono? Sì. Quanti? Tanti. Come voi. Perché sono solo io. Forse lui, sì, qualcuno in meno, dai. No.
limiti, peccati, tradimenti, è un casino la vita. Ma la mia fortuna che non è mai venuto meno che cosa? Lo sguardo, l'abbraccio a Gesù vivo, presente, che mi diceva: Eugenio, tu vali di più dei tuoi limiti. Eugenio, tu senti più di quello che fai. Eugenio, se tu mi dai credito, io ti prendo e io attraverso di te